A tutti, particolare del nostro bar settimanale. Oggi si potrebbe chiamare il bar sotto il mare perché è una settimana che in Sicilia, un po' dappertutto, imperversa il maltempo, addirittura si parla di tornadi e via di seguito, ma tutto ciò non ci ha scoraggiato dal essere qui presenti oggi, anche se a ranghi un po' ristretti rispetto al solito, ma non ha importanza perché in qualche modo abbiamo anche più spazio per ascoltare e sentire un po' come ci spiegherà quello che ultimamente è stato oggetto delle sue instancabili energie, del suo impegno, la nostra amica Francesca Briganti, che è con noi oggi. E appunto ha avuto nella settimana scorsa un po' un appuntamento significativo sul quale ha lavorato in precedenza e che ci racconterà. Si parla del governo regionale, delle massime rappresentanze di questo, e io solo a titolo introduttivo per completare un pensiero che era stato accennato nella scorsa occasione nella quale Francesca non era con noi, avevo lasciato chi ci segue con una citazione storica, diciamo, riguardante il tristemente noto genocidio degli armeni come punto di paragone, e al quale ne aggiungo adesso un altro che fa capire come siano riferimenti storici non legati specificamente al contesto turco o agli attori in particolare, ma come ambientazione, cioè nella lotta per la conquista dei territori del Nord America, che non erano esattamente disabitati, ma avevano delle popolazioni cosiddette indigene, i metodi che venne trovato anche lì un po' ipocritamente per sloggiare e indebolire queste popolazioni residenti era quello di andare a colpire la loro fonte di risorse per vivere. Molte di queste popolazioni erano nomadi cacciatori, diciamo, perché esisteva questa risorsa di bisonti, che erano degli erbivori allo stato brado, e il governo americano pensò appunto che sterminando i bisonti avrebbe creato un disagio e una situazione di impossibilità a vivere per gli indiani d'America. Effettivamente così andò, e man mano poi la sconfitta storica di queste popolazioni e il loro stato attuale di semicattività dimostra che quella strategia funzionava. Così il genocidio degli armeni, in cui si diceva che l'autodifesa delle autorità turche, attualmente ancora chiamate a risponderne, è molto ipocrita anche in quel caso, perché effettivamente non ci fu un'azione diretta a togliere la vita alle persone, ma la loro deportazione, il loro spostamento dai luoghi di vita dove avevano attività, coltivavano e via di seguito, li privò, queste grandi masse di armeni, del necessario vivere, e di conseguenza poi la loro morte fu una conseguenza della miseria, appunto, ma questa miseria aveva a sua volta una condizione di partenza. Ecco, questo sistema di volta in volta lo ritroviamo nella nostra realtà umana, nella società, perché quando si vuole ottenere un risultato, di mettere in condizione di non nuocere una parte di esseri umani, possibilmente per non fare troppa brutta figura si va a cercare una strategia indiretta.
E questi due tristi esempi a me vengono in mente nel momento in cui, fino ad oggi, dopo 2 anni e rotti, e man mano in maniera sempre più precisa, perché fino all'anno scorso, non essendovi la grande novità che risolveva tutto del ben noto vaccino al Covid, era più difficile individuare le vittime di turno, insomma, perché c'era semplicemente magari chi o restava a casa o usciva di casa senza permesso. Oggi invece questa formula di definizione del nemico, appunto, del nemico di chi poi non si sa, del nemico del bene, è più facile perché sono distinti gli esseri umani tra coloro che hanno accettato la formula che è riassumibile nel famoso Green Pass e gli altri che evidentemente non meritano di occupare ancora posto sulla terra perché hanno fatto questo grosso errore di ritenere di poter scegliere a fronte di una scelta che in teoria esiste, perché come Francesca ci confermerà e come ben sappiamo il famoso obbligo vaccinale non esiste sulla carta, ma quando diventa sempre più difficile, come per gli indiani senza bisonti e come per gli armeni senza magari le loro pecore, tirare avanti, alla fine la direzione e l'obiettivo di annientare una, una libera scelta non è più considerabile libera scelta. Ma in fondo questo, e concludo e poi invece affrontiamo l'argomento di oggi, in fondo questo è anche un po' colpa nostra, lo voglio dire per una riflessione più sulle scelte in generale che abbiamo fatto magari consapevolmente negli anni scorsi, cioè in effetti un governo può tirare le briglie nel momento in cui tutti noi ci siamo messi un po' nelle sue mani. E mi riferisco a quello che oggi storicamente è la presenza dello Stato nella vita delle persone come datore di lavoro, per esempio, o come fornitore di servizi essenziali, in una condizione che mai era stata nella storia dell'uomo, ovvero noi abbiamo dato fiducia alle istituzioni come un nostro fornitore appunto di ciò che ci è necessario senza pensare a un possibile ricatto. Oggi siamo di fronte a questo e non era facile ovviamente prevenirlo perché alcune scuole di pensiero ritengono sempre che il soggetto dovrebbe cercare nella forma autarchica una dimensione di indipendenza dall'autorità. Però è anche vero che la società è organizzata, è complessa e quindi i legami ci sono. Abbiamo visto che tutto è cominciato con la scuola, no? Chi aveva dei figli che andavano a scuola già attraverso i figli ha dovuto subire le varie situazioni, i primi tamponi e le quarantene e via di seguito, perché il figlio usufruisce della scuola che tra l'altro è scuola dell'obbligo. E quindi sono elementi per i quali potremmo questo rifletterci in futuro. Al momento non è un pensiero che possiamo affrontare nell'urgenza, però riflettiamo su quanto magari le generazioni del passato, accontentandosi di meno, erano anche meno soggetti a questi ricatti. Ma nel rapporto tra cittadino e governante, diciamo, Francesca ha esercitato appieno negli ultimi tempi i suoi diritti civili di portatrice della sovranità popolare come ogni cittadino e si è organizzata con altre figure di vari campi per chiedere conto al governo regionale, in particolare, di determinate azioni. Se vi ricordate, un paio di occasioni fa, quando l'abbiamo avuta con noi, ci ha raccontato di quell'episodio che rimane anch'esso nella nostra cronaca del divieto per ogni cittadino di mettere piede negli uffici del suo senza
una certificazione inesistente fino a poco tempo fa, e quindi una cosa che grida vendetta, tant'è vero che è durata pochi giorni, anche perché da parte di alcuni, compresa lei, si è subito fatto notare che questa cosa non poteva esistere. Quindi ripartiamo da lì e sentiamo, dopo quell'esposto appunto che ha fatto ritirare subito il provvedimento che subito i comuni avevano adottato, per cui non potevi entrare senza il Green Pass, qual è stata la nuova iniziativa che Francesca ha promosso con i suoi collaboratori? Sì, grazie Leone, buon pomeriggio a tutti. Oh, buongiorno signor Giraprelli, Sì, benvenuto. Ciao Salvatore, scusate il ritardo. Scusatemi il ritardo. tranquillo. Sì, stavamo parlando dell'audizione che abbiamo avuto pochi giorni fa, il 26 mattina. Ovviamente rigorosamente tutti a casa perché siccome c'è il virus, quindi non possiamo stare tutti vicini perché altrimenti si sarebbe svolta in presenza a Palermo. E niente, allora, come dicevo l'altra volta, tutto il percorso che è iniziato da marzo del 2021 sino ad oggi fa parte tutta di una strategia politica che vede protagonisti una parte politica che non si è associata al partito unico del Covid, come lo chiama il mio carissimo amico Leone, e che ha una caratteristica ben precisa, e cioè cercare di liberare la Sicilia da questi oppressori. Ma questo è un discorso che magari si affronterà più avanti. La cosa che oggi preme di più far sapere è che una parte di questa politica, quindi alcuni dei movimenti sicilianisti più le organizzazioni delle partite IVA capitanate dalla dottoressa Barbara Cannata e il famoso comitato tecnico scientifico che ormai è conosciuto a tutti i livelli, anche in ambito nazionale, finalmente siamo stati auditi dalla Commissione Salute all'ARS. Il presidente della commissione, però i due grandi assenti erano il presidente Musumeci e l'assessore Razza, l'assessore alla salute. Un fatto politico gravissimo che l'assessore alla salute non si presenti dopo che è stato invitato, dopo che questa parte politica, le organizzazioni imprenditoriali e i medici che si sono uniti in questo comitato denominato Cometis, che è in fase di costituzione, non era lì presente a discutere della salute pubblica. Posso dire senza troppa presunzione che siamo riusciti, anche grazie al fatto che eravamo rappresentati dall'avvocato Elisabetta Pillitteri, a metterli seriamente in difficoltà, perché continuano sempre con la solita narrativa o liturgia o come la volete chiamare, il fatto che non ci sono le evidenze scientifiche sulle cure domiciliari. Perché questo? Perché tutta l'azione fatta sino ad oggi serve a dimostrare la validità delle cure domiciliari. Una volta dimostrata la validità delle cure domiciliari, una volta che diventano l'unico modo per curare i pazienti affetti da Covid, è chiaro che si crolla tutto questo castello del terrore, cioè stare a casa, il distanziamento, ti devi vaccinare. A tal proposito non vorrei dare troppo lustro alla signora Colombari che ieri sera era dal Del Debbio e che ho potuto vedere soltanto gli ultimi 5 minuti perché ero impegnata in un'altra riunione. Quindi praticamente secondo quello che dicono tutti quanti, ormai da oggi in poi se non c'è un vaccino noi non potremo più vivere, cioè non sconfiggeremo più nessuna malattia. Io mi chiedo la signora dopo 2 dosi di vaccino che gli abbia dato questa laurea o questa patente di poter dire queste cose. Comunque. Vabbè, sono i misteri della televisione di Del Debbio, che continua comunque sempre a far tacere i medici che parlano di terapie domiciliari, perché non si deve sapere che esistono le terapie domiciliari, perché altrimenti non avrebbe senso terrorizzare la gente e farla vaccinare, giusto? Quindi, da oggi in poi, cari amici, anche per un mal di pancia aspettiamo il vaccino, così ci facciamo il vaccino, non ci verrà più il mal di pancia, cioè non se ne può più. Cioè questa è una mistificazione della medicina, dei libri di medicina, cioè non della telemedicina che passa da Del Debbio o da qualsiasi altra trasmissione. Cioè questa è sovvertire completamente
le basi della medicina, perché non è possibile che non esista lavoro. Per esempio, io da piccola, scusate se dico questa cosa, da piccola non ho avuto la varicella, l'ho avuta da grande, ma nessuno nell'età dell'adolescenza mi ha detto fatti un vaccino così non ti viene più la varicella, e così come altri adulti che non hanno contratto alcune infezioni da bambini, che poi purtroppo arrivano da adulti, vuoi o non vuoi, ma nessuno ci ha detto di farci il vaccino contro queste cose. Quindi vedete, ormai non riescono più neanche a conteggiare le bugie che dicono, le cose che dicono. Però qualche detettore potrebbe dirmi: scusa, ma tu sei un medico? No, non sono un medico, però mi rendo conto che, ragionando un po' su tutta questa storia, che tutte queste bugie, queste falsità che dicono, a un certo punto dici: scusate, abbiate pazienza, ma che vi passa per la testa? Cioè, ma che state dicendo? Ma cosa volete dire? Volete soltanto terrorizzare la gente affinché si vada a vaccinare, perché giustamente ormai li abbiamo comprati, abbiamo speso un sacco di soldi, alla faccia di fatti a fare il vaccino che è gratis, e quindi dobbiamo vaccinare tutti. Detto questo, ritorniamo all'argomento principale. Quindi noi il 26 di ottobre abbiamo fatto questa seduta, eravamo presenti io in rappresentanza dei movimenti sicilianisti che hanno fatto appunto la richiesta di audizione, le 3 organizzazioni imprenditoriali, le partite IVA, AFI Sicilia e Io Apro Sicilia, il Cometis Sicilia, di cui il presidente è il dottore Coppolino e il vicepresidente è il dottore Franco D'Urso, e poi l'avvocato Billitteri che ci rappresentava. Ad un certo punto ho visto che la presidente era molto confusa, non sapeva più cosa dirci, perché secondo loro non erano l'organo più adatto per poter parlare delle terapie domiciliari. Però poi sono arrivata io, era il mio turno di parlare, le ho detto: scusate, abbiate pazienza, potrebbe essere anche come dice lei, ma noi abbiamo chiesto questa audizione affinché ci fosse la Commissione Salute, affinché ci fosse soprattutto l'assessore Razza e il presidente Musumeci. Dove sono? Perché non sono qui a discutere, soprattutto con quella parte politica che sta chiedendo un confronto politico, perché è chiaro a tutti che questo è un problema ormai politico e non sanitario. E quindi ora, alla fine, siamo riusciti, dopo l'intervento dei medici che hanno appunto dimostrato con le loro evidenze scientifiche, con la loro casistica, perché hanno curato i pazienti affetti da Covid con le terapie domiciliari, siamo riusciti ad ottenere l'attenzione che è giusta e che finalmente si deve avere su queste benedette evidenze, perché loro restano comunque sulla loro posizione, perché non ci sono evidenze scientifiche. E io poi ho chiesto al presidente della commissione: scusi, mi mostra quali sono le evidenze scientifiche della vigilattese della tachipirina. A un certo punto il silenzio ha fatto da padrone, perché è chiaro che non c'è nessuna evidenza scientifica. E infatti gli ho anche chiesto: scusate, perché si prescrive la vitamina D durante l'inverno a tutti i soggetti che ne sono carenti, e anzi si invita anche gli altri a farne uso, quando poi invece ti ammali di Covid, invece questa vitamina diventa così pericolosa? Ecco, la narrativa loro si è contrapposta alla verità detta dai medici che erano presenti lì. Quindi alla fine è venuto fuori che ci hanno chiesto il documento integrale che era suddiviso in 2 parti: la parte politica giuridica, perché abbiamo fatto leva sul nostro statuto, quindi sulla possibilità di organizzare i servizi sanitari ospedalieri in piena autonomia, e poi la parte scientifica, ovviamente compresa tutte le evidenze scientifiche che dimostrano la validità delle cure domiciliari. Attendiamo adesso la pubblicazione del verbale della seduta, dopodiché con il verbale della seduta si andrà a chiedere un confronto diretto, quindi chiedendo di creare una sorta di commissione proprio per le cure domiciliari. Questo al momento è quanto, perché non abbiamo il verbale, quindi non possiamo ancora dire più di questo, perché appunto aspettiamo il verbale per poter eventualmente contestare qualche imprecisione. Sarà poi il nostro avvocato a diramare un comunicato, ovviamente. Da quello che hai detto all'inizio mi aveva suscitato una curiosità, un passaggio, perché è effettivamente chiaro che se portiamo tutta la questione della gestione pandemica e dei vari
provvedimenti che sono stati emessi. Chiaro che in Italia il discorso ha seguito una gestione nazionale, l'Istituto Superiore e il Ministro per la Salute e il Governo. Però, d'altra parte, chi nel momento in cui vuole scrollarsi una responsabilità e dice non ho la competenza per questo argomento, è lo stesso che aveva la competenza o riteneva di averla per dire che il luogo ufficio comunale appunto era dal punto di vista sanitario pericoloso. Allora questa competenza com'è? Oggi c'è, domani non c'è, a giorni alterni, come funziona? E oltre al fatto che io contesterei più che avessero la competenza per fare quel provvedimento, visto che parliamo di un assessore che tra l'altro è avvocato. Quindi le evidenze scientifiche che fosse pericoloso per noi cittadini entrare in un ufficio comunale ce l'avevano. Poi quei cittadini che sono andati a votare entrando in luoghi molto frequentati e nella cabina elettorale senza nessuna certificazione, era un'evidenza scientifica anche quella. A me sembra che questa scienza è quantica, cioè se mi dà ragione è bella, se non mi dà ragione non esiste e quindi non è compito mio. È curioso come modo di ragionare, come la vedi? Infatti, è stato detto anche questo, perché se pensate al numero spropositato di ordinanze che ha fatto Musumeci più o meno dal 13 di marzo, ecco, orientativamente dovrebbe essere quel periodo, pensate che lui ha basato tutte le sue ordinanze sull'articolo 31 dello Statuto, giusto? Quindi se devi fare un'ordinanza che va a precludere ancora di più le libertà personali, va bene, lo statuto c'è, esiste, vive e vegeto, lo utilizzi. Se vai a chiedergli di applicare lo statuto, per esempio, no, la Presidente della Commissione ti dice no, perché il nostro statuto non è così come dice lei, non lo possiamo attivare. Scusate, ma allora quando il governo vi dà le linee guida anche sulla gestione della cosiddetta pandemia, mi spiegate su che cosa avete fatto leva? Se avete uno statuto e seguite una direttiva perché c'è quel modo di dover fare le cose, quindi quando vi conviene a voi esiste uno statuto da utilizzare, tipo l'articolo 31 dello statuto. Quando invece c'è una forza ben organizzata, quindi politica, imprenditori e medici che vi stanno dicendo che sulla base del nostro statuto possiamo in piena autonomia organizzare i servizi sanitari e quelli ospedalieri, e no, perché poi la vigilia attesa la dobbiamo abbandonare. La stessa cosa vale per quello che hai detto tu, effettivamente. Fammi capire, devo andare a votare, non ho bisogno del Green Pass, però se devo andare al comune o devo entrare a scuola a prendere mio figlio, ho bisogno del Green Pass. Allora, cioè, fate pace col cervello. Ma per questo io ho insistito e non ho fatto chiudere le indagini a carico di Musumeci, nonostante il PM abbia messo a carico di ignoti, perché lui ci deve dare conto e ragione. Il PM, il GIP deve necessariamente indagare su questa cosa, perché con un atto amministrativo è impossibile che lui possa precludere gli uffici pubblici, addirittura utilizzando la parola interdire, che è una parola pesante. E per questo che devo ottenere questa udienza preliminare con il GIP e farmi spiegare e darmi conto e ragione di come è possibile che un magistrato della Procura di Catania possa chiudere le indagini dopo che è stato consumato un reato gravissimo, a parte la discriminazione, ma poi l'utilizzo improprio di una ordinanza per interdire dagli uffici pubblici siciliani perché non hanno il Green Pass. È una cosa molto grave, e la Procura non può chiudere solo perché il presidente Musumeci o perché è arrivato l'ordine di chiudere la cosa. Non funziona. Io sono stata molto chiara l'altro giorno quando ho preso la parola e ho fatto la mia parte politica dicendo che alle nostre spalle c'è una grossa rete di resistenza, gente che pur di andare a lavorare, sì, è vero, fa i tamponi, deve andare a lavorare questa gente perché c'è una famiglia, non si può permettere il lusso di non andare a lavorare. Quindi come i sanitari, non posso biasimare i sanitari che poi alla fine hanno ceduto e hanno fatto il vaccino perché sono stati presi per la gola da questo stato criminale. E la stessa cosa qui in Sicilia o dappertutto in Italia, cosa sta succedendo con i tamponi.
e quindi loro non si aspettavano neanche questa resistenza, si aspettavano che entro il 15 di ottobre si arrivava almeno al 90% della popolazione vaccinata, ma non ci arriveranno né ora né mai, perché non ci sono i numeri per arrivarci, perché ancora sono lontani dall'ottenere questa cosa. Come in Sicilia è stato dimostrato che la maglia nera di tutta la nazione, perché la gente non si è vaccinata. Quindi questi numeri farlocchi che dà Musumeci insieme al suo amico fidato Razza dovrebbero essere veramente rivisti dalla magistratura, perché si dicono delle cose che non sono, pur di dire alla gente, pur di far capire alla gente: guarda, sei tu l'unico brutto e cattivo che non ti sei andato a vaccinare. Non funziona. Ma anche l'Istituto Superiore di Sanità lo ha detto, che alla fine i morti per Covid sono 3.800 circa, non tutto questo spavento che diceva che alla Ronzulli, quando Montesano gli ha detto sta cosa: ma guardi signora Ronzulli che non sono 132.000, gli è partito l'embolo quando Montesano gli ha detto questa cosa. Quindi man mano stiamo cercando, ognuno con la propria attività in regione o sul piano nazionale, di scardinare tutta questa situazione. Io credo nella bontà dell'azione che ho intrapreso insieme ai miei amici, insieme alla dottoressa Barbara Cannata, insieme ai medici, perché ritengo di essere troppo piccola per il nazionale e quindi non poter andare a fare una protesta corale solo noi dalla Sicilia, ma lì servirebbe il raccordo con le altre regioni e spero di poterlo avere al più presto possibile. Però pensavo più che altro alla nostra regione, allo statuto, a portare i nostri medici, le nostre migliori intelligenze davanti a Musumeci. Io credo che Musumeci abbia capito, proprio perché gli ho detto che siamo ben organizzati, che una grande rete di resistenza, e le piazze lo stanno dimostrando. Lo hanno dimostrato la piazza di Siracusa la settimana scorsa, dove sono intervenuti tantissima gente. Lì c'era la vita, lì c'era il ritorno alla vita, per esempio, perché non c'è più quella massa di persone che credono al terrorismo, alla paura. Lì la Sicilia ritorna a vivere in piazza, protestando contro questo governo, contro il governo regionale, contro il governo nazionale, perché li abbiamo resi consapevoli, perché io stessa, prendendo la parola in piazza, ho spiegato loro che il signor Musumeci poteva fare questo e quant'altro, facendo leva sullo statuto, perché non mi si può venire a dire che puoi utilizzare l'articolo 31 come quando vuoi lui, esercitando anche un potere che va fuori dalla sua giurisdizione, cioè quello di interdirmi dai pubblici, di interdire tutti noi dai pubblici uffici, mentre poi deve utilizzare l'articolo per il bene collettivo e per il bene della salute di tutti. Non funziona questo, e questo è stato ribadito non soltanto dal nostro avvocato, ma dalla dottoressa Cannata, perché ovviamente lì era in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali, ed è stato ribadito anche dal presidente del Cometis, il nostro comitato tecnico scientifico siciliano. Quindi questa è una cosa molto importante, questo passaggio, e hanno ben capito che dalla nostra parte abbiamo quegli stessi elettori che 5 anni fa li hanno fatti sedere su quella poltrona, e questo e forse questa audizione è stato un bene che è arrivata un po' in ritardo rispetto ai tempi che avevo previsto io, perché oggi ci sono le piazze che protestano: Palermo, Messina, Siracusa, Catania. Oggi noi in quell'audizione, l'altro ieri in quell'audizione, noi abbiamo rappresentato quel popolo che va in piazza a protestare contro il Green Pass, contro il falso ideologico che c'è dietro questa propaganda del vaccino, contro le restrizioni, le limitazioni della propria libertà, contro i diritti costituzionali che ancora ci sono lì. Lo ricordo sia a Draghi che al presidente Musumeci. Salvatore, ce li abbiamo ancora i diritti costituzionali? Ma questa Costituzione a me sembra che sta facendo la fine dello statuto, cioè a convenienza. È a convenienza. Quando conviene a chi ci governa, e allora c'è la Costituzione. Se non conviene si va in deroga, anche su articoli che non sono derogabili. Leone, non lo so, non so nemmeno che cosa dire, non so cosa dire. Poi questo mondo sicilianista si deve mettere d'accordo: o c'è una Costituzione e vanno dietro a sta Costituzione che gli taglia le gambe, o non vanno, o si pongono fuori dalla legge. Sono parole dure,
però la razionalità vuole questo. Questo mondo sicilianista, a me sembra che è un coacervo, che un'insalata mista, indipendentisti, autonomisti, meridionalisti, cioè che vogliono fare? Qual è il filo conduttore? Se sei indipendentista non puoi gridare alla Costituzione, perché altrimenti accetti l'articolo 5 della Costituzione. Non puoi gridare nemmeno allo Statuto, perché già con l'articolo 1 che ti dice che è dentro uno Stato, una Repubblica, e con l'articolo 8 che permetterebbe allo Stato di fare quello che ha fatto la Spagna con Piedmont in Catalogna. Quindi non lo so, mi ci metto pure io. Bisogna un pochettino riflettere e capire che cosa si vuole fare da grande. Io ormai sono abbastanza grande, come ho detto la volta scorsa. Ho dato e ho perso qualsiasi spinta. Quindi questa Costituzione, per me non c'è più lo Stato di diritto comunque. Ma su questo c'è stata un esempio molto fresco che è stato chiamato proprio a dimostrare ciò che tu stai dicendo, perché mi pare ora c'è un incontro importante di livello internazionale, no? Qua in Italia, un G20, qualcosa del genere, e frontiere sbarrate, non entra, non esce nessuno, no? Perché bisogna proteggere questo appuntamento da rischi di soggetti, manifestazioni, insomma, di essere disturbati in qualche modo. E lo Stato di diritto passa anche per la gestione dei confini. E allora è possibile chiuderli questi confini? Non è un fattore che madre natura gestisce a modo suo? Qua è lo stesso discorso della Costituzione e dello Statuto, a convenienza. Cioè, se conviene, vogliamoci bene tutti, non esistono i confini, entrate, fate pure. Se non conviene, ma qui non è perché non conviene all'Italia, è perché ci sono problemi di sicurezza per capi di Stato, di nazioni che ci tengono alla propria sovranità e a chi ci tiene un pochettino imbrigliati in tutti i modi, perché per esempio arriva Biden, che vuoi fare? Sì, poi però il telegiornale ti dice dove dorme, dove non dorme, la macchina che caratteristiche ha, eccetera. E poi ritorno al mio discorso che siamo in mano a dilettanti allo sbaraglio. Comunque, no, cioè non è che si fidavano della sicurezza italiana, quello ce l'avrà la sicurezza. Però voglio dire, quando un giornalista va a dire che a Villa Tot dorme Tizio, che la macchina, hanno fatto un servizio sulla macchina di Trump, sportelli corazza di 15 centimetri, contro il rinnovo dell'aria in caso di attacco di gas, eccetera. Cioè tu dai delle informazioni che era meglio non... Sicuramente saranno... Secondo me cioè, è buona norma, buona tecnica limitare, offrire sempre a un possibile nemico il fianco e non diciamo il petto, no? Cioè la parte meno più sottile del corpo, cioè meno informazioni dai e meglio è, no? Chiaro. Secondo me. Ma guarda, comunque ciò di cui tu accennavi all'inizio è la dimensione anche un po' personale che ciascuno di noi si trova a vivere, perché parlavi di movimenti
di cittadini, insomma, appunto qui in Sicilia, eccetera, e parlavi di insalata mista. Che è mista perché fondamentalmente ciascuna persona ha elaborato o ha aderito a un certo punto di vista, per cui la galassia delle posizioni di chi da siciliano guarda alle prospettive e alle azioni da compiere è molto varia. Addirittura diciamo che abbiamo i sicilianisti di centro, di destra, di sinistra, se vogliamo, tant'è che... No, scusami, questo loro lo rifiutano. Questo loro lo rifiutano. Loro parlano che il centro, destra e sinistra sono superati. Però poi all'interno tu vedi che c'è anche un ulteriore coacervo e dispute interne, perché c'è quello che la vede in un modo e quello che la vede in un altro modo. C'è chi ultimamente ho letto un post che si lamenta per il fatto della legge Zan, come cavolo. E quindi allora è chiaro che il tuo orientamento, il tuo pensiero, cioè io non credo che non ci sia più un'ideologia di destra o di sinistra, e non intesa come per forza fascismo e comunismo estremo. Sì, no, queste suddivisioni, dicevo appunto, sono un dato di realtà, al punto che abbiamo anche dei sedicenti sicilianisti, perché poi non esiste una patente e nessuno può essere neanche espulso dal sicilianismo perché non c'è questa autorità giudicante, però c'è una componente che conosciamo bene, che appunto si è trovata anche in maniera esplicita a sostenere in campagna elettorale l'attuale presidente, avendo scelto, diciamo, il cavallo vincente. Non mi ricordo se c'erano sicilianisti non candidati, ma insomma in appoggio alla parte di centrosinistra, forse no. Fatto sta, No. no, comunque, fatto sta che questi sicilianisti che poi vengono rappresentati, diciamo, più autorevolmente dall'attuale l'assessore Armao, ancora oggi, dopo questa esperienza di governo regionale, con i partiti nazionali in piena, diciamo, in pieno possesso degli assessorati chiave e via di seguito, la considerano un'esperienza positiva e diciamo a testa alta dicono che hanno fatto il bene della nostra terra, della nostra isola, tanto da riproporre la stessa ricetta in un qualche modo per il prossimo appuntamento elettorale. Ora, dicevo, di fronte a tutto ciò, io metto in relazione le due cose, perché il dibattito politico in Sicilia non nasce in periodo di pandemia, la pandemia è arrivata dopo, ma si è andata a inserire in un contesto che già era questo, perché abbiamo votato in regione nel 2017, se non sbaglio. E quindi ha semplicemente complicato le cose, e a maggior ragione verrebbe da chiedere a questi sicilianisti di governo, sicilianisti per Musumeci, se per esempio quel provvedimento che abbiamo ricordato anche oggi, che lasciava fuori dalla porta i siciliani senza Green Pass dai loro uffici comunali, era, come si dice, a favore della Sicilia, perché mi pare che loro abbiano adottato pienamente la narrazione pandemica nazionale, e quindi fondamentalmente quest'altra linea di divisione tra vaccinati e non vaccinati, chi dice che il virus è un problema, diciamo, epocale e chi ne ridimensiona la pericolosità, chi non era d'accordo con il lockdown in Sicilia, con le zone rosse, con i comuni rossi, e chi invece ha pienamente considerato tutto ciò come utile e necessario, è un'altra delle divisioni di fronte alle quali il pensiero sicilianista o l'orientamento sicilianista non serve a nulla, non è servito a creare un perimetro per cui almeno su questo, non sull'autonomia come dicevi tu perché siamo divisi,
non sull'indipendenza perché siamo divisi, non sul riferimento alla Costituzione o allo Statuto, ma almeno sulle libertà individuali. Vogliamo essere d'accordo in quanto essere sicilianisti vuol dire essere in difesa di una identità locale contro i soprusi? Neanche su questo. Quindi è un sicilianismo che comprende al suo interno anche la cessione della sovranità individuale, che poi non è stata fatta al signor Musumeci, ma è stata fatta al governo italiano fondamentalmente. E allora io mi chiedo a questo punto cosa rimane di una cultura identitaria, se è tale per cui, come a volte ci riferiamo al mondo dell'antica Grecia, tutto sommato il re di Persia non è poi tanto cattivo. Dice alla fin fine, se dovesse capitare che arriva lui e governa l'Attica, ci arrangiamo e pazienza, insomma, si tira a campare. E allora dov'è la necessità di una difesa dall'oppressione? Va bene tutto. Il Covid ha sdoganato anche questo. Come la pensate? Chi vuole dire per primo qualcosa? Sì, io dico che questa non è la battaglia per la liberazione della Sicilia o per l'indipendenza della Sicilia. I tempi proprio non sono assolutamente maturi perché ancora non c'è un partito che ha già fatto anni di attivismo, proselitismo. Questa non è la battaglia per l'indipendenza della Sicilia, questa è la battaglia per liberarci da questa situazione, da questa dittatura. Io vorrei correggere un po' il tiro dell'amico Salvatore perché è falso dire che dobbiamo decidere se siamo indipendentisti o autonomisti. Non sono tempi per decidere questo, sono tempi di decidere cosa vogliamo fare noi che ci autodefiniamo sicilianisti. A un certo punto questi sicilianisti a marzo si sono fatti un esame, ma non tutti, solo alcuni si sono fatti un esame di coscienza e hanno detto allora così non si può andare, con le chiusure, con le restrizioni e con quello che potrà venire dopo, come è successo, non possiamo più restare qui a guardarci in faccia e a discutere dell'indipendentismo contro quello o contro quell'altro. No, perché questo momento è il momento di lottare per liberarci da questa dittatura sanitaria, da questo Green Pass, da questa imposizione, seppur indiretta, del vaccino. Quindi non è la battaglia per l'indipendenza della Sicilia, i tempi non sono maturi per questo e tutti ne sono consapevoli. Io per prima glielo dico tutti i giorni che non è il tempo per discutere di questa cosa, invece è il tempo per ribadire a chi sta dentro i palazzi che fuori ci sono delle forze che se si unissero davvero tutti e non solo 4-5 movimenti, allora sì che il palazzo a Palermo dovrebbe tremare, perché lì porterebbe a una maggiore consapevolezza, perché ci sarebbe intanto l'attivismo di chi sta dentro quei partiti, poi di quei movimenti, poi ci sarebbe il proselitismo, quindi portare gente dentro dentro questi movimenti o un solo movimento. Allora lì in quel momento la cosa cambia davvero e si può parlare di autonomia, di libertà. Noi col nostro statuto non possiamo parlare di libertà individuali perché non è prevista. È prevista solo dalla carta costituzionale. Noi ancora fino ad oggi facciamo parte dell'Italia, quindi non possiamo dire a Musumeci vai e togli tutto da tutte le bandiere dell'Italia. Non funziona, ragazzi. E questa è una battaglia per liberarci da questa dittatura, da sud a nord, isole comprese. Ma non è la battaglia dell'indipendenza, è la battaglia per confermare che fuori c'è una forza politica che si sta costruendo e sta facendo prendere consapevolezza sempre di più ai siciliani. Ne ho conosciuti tanti, ci sono quelli più attivi, ci sono quelli meno attivi. A me hanno dato ascolto quelli più attivi che si sono messi lì e ci mettono la faccia e firmano i documenti, hanno firmato le diffide, hanno firmato la richiesta di audizione, firmeranno la richiesta di incontro con l'assessore Razza e il presidente Musumeci.
non è tutta questa parte, c'è poi quella parte politica che fa i proclami su Facebook, ma noi li lasciamo lì a discutere delle loro cosette senza problemi. Quasi sta facendo una battaglia seria, che poi qualcuno possa parlare male, va bene, pazienza, d'altronde non possiamo essere simpatici a tutti. Io so soltanto che a me hanno affidato questa cosa nelle mani, che la sto gestendo in nome e per conto loro. Quindi evidentemente c'è la volontà. Siamo un gruppo di giovani, ci sono anche i meno giovani che sono i saggi che ci aiutano e ci consigliano. Troveremo sempre qualcuno che vuole fare la prima donna piuttosto che collaborare attivamente, perché si vuole fare spazio nella politica, però voglio dire, alla fine queste cose esistono in tutti i partiti, che sia locale, che sia la lista civica, che sia il partito regionale, che sia il partito nazionale, queste cose ci sono sempre, quindi va bene, vanno bene, fanno parte anche questi comportamenti fanno parte della società, quindi noi siamo parte integrante di questa società e quindi potremmo anche subire questo tipo di azioni da terze persone. Quindi noi ancora siamo lì, facciamo parte dell'Italia, siamo costretti, come quello che sta a Bolzano, a dover indossare la mascherina quando entriamo in un locale, in un supermercato, ogni 48 ore dobbiamo fare il tampone, come lo faccio io a Lentini, tu a Catania, quello a Palermo lo fa anche a Bolzano o a quella di Torino. In questo momento è questo che poi io per prima vado a vantare davanti alle istituzioni regionali e a chiedere con fermezza l'applicazione della nostra autonomia. Questo è chiaro, ce l'abbiamo perché non lo dobbiamo fare, ma da qui all'indipendenza ce n'è. Quindi non è una cosa così strana percorrere questa strada piuttosto che quella dell'indipendenza, che comunque in questo momento non verrebbe capita, percepita, anzi verrebbe ostacolata, la gente avrebbe troppa paura. L'indipendenza si otterrà man mano, d'altronde, come dico sempre, un bambino nasce, viene svezzato, poi incomincia a gattonare, poi incomincia a muovere i primi passi e poi corre. Noi ancora siamo forse, dobbiamo ancora partorire questa cosa, quindi lascia fare, che se ci sarà la convergenza di tutti forse ci arriveremo. Poi non lo so, l'amico Salvatore è sempre stato così un po' pessimista. Io lo invito sempre a guardare diversamente questa cosa. Perdonami, io non è che parlavo del discorso di indipendentismo. Io dicevo che questi gruppi che stanno cercando di amalgamarsi, eccetera, dove mi riesce difficile vedere l'indipendentista a fianco con l'autonomista, perché anche se si dovesse addivenire a un fronte unico, eccetera, ci saranno sempre degli elementi di contrasto, perché chi la vede in un modo e chi la vede in un altro modo. E quindi questo che poi sono da 70 anni che si parla e poi è chiaro che l'indipendenza non la puoi ottenere dall'oggi a domani, e come scrivevo a Leone, dicevo che comunque l'indipendenza dal punto di vista politico solo non si può raggiungere né ora e né mai. E mi fermo qui. Noi hai parlato di Armao, che insomma fa parte del governo Musumeci e che comunque si definisce sicilianista, ma sono sicilianisti per comodo, perché che cosa hanno fatto per questa terra? Niente. Quindi non lo so. Qui si tratta solo e semplicemente di far prendere coscienza, eccetera. La gente scende in piazza contro il Green Pass, eccetera, eccetera, ma quando nel momento in cui in una tornata elettorale, eccetera, si presenterà un fronte unico e altro,
Qui purtroppo scendono in piazza e criticano il sistema che c'è in questo momento, però dentro le urne continueranno a scegliere destra, sinistra, se si presenta qualcosa di regionale, chiamatelo come volete, diranno sempre, perché la mentalità nostra purtroppo l'ho provato l'ho toccato con mano nel 2017, sì, avete ragione, però è un voto perso, ci vuole il voto utile, eccetera. Quindi lasciamo stare, va? Lasciamo perdere. Se vuoi, io avevo una cosa al volo da dire su un riferimento interessante che avete detto tutti e due, perché sennò poi giustamente il discorso si evolve, cioè il testo della Costituzione, ha detto la nostra amica Francesca, è il punto di riferimento per i diritti individuali, in quanto che quello dello Statuto siciliano non parla di questo, perché benissimo, è vero, ma c'è un dato da ricordare, ce lo aiuta oltre che la logica, soprattutto la storia. Quando per esempio in Italia, oppure meglio ancora, prima ancora che nascesse l'Italia, facciamo questi due esempi, è nata una volontà unitaria che si chiamava pensiero nazionalista risorgimentale, per cui si è detto Italia una e Vittorio Emanuele, perché al momento dovevi unire sotto una corona questa entità geopolitica, non c'erano altre formule, e quindi anche se non era scritto da nessuna parte, perché non c'era un testo legittimante ciò, i Borboni avevano la stessa legittimità a starsene in una parte dell'Italia, il Papa pure, quindi non si è svolta a carte bollate quella lotta, si è svolta, diciamo, a fucilate o a mazzette, come vogliamo, perché ne abbiamo parlato, però non è stato sul terreno del diritto che si è svolta, perché era una volontà che si è voluta attribuire al popolo sovrano. Ora, il popolo sovrano è lo stesso che poi successivamente, nella fase del nostro Novecento, con quella che è stata la dittatura fascista, doveva essere chiamata a rivendicare i suoi diritti e a contrastare questo dittatore, da cui si dice che è nata la Repubblica Italiana. Quindi la Repubblica nasce non perché c'è un pezzo di carta che noi dobbiamo applicare, ma da un'altra parte, dal fatto che c'è una volontà. Quindi le volontà, come la volontà di difendere un diritto individuale, non nasce dal fatto che esiste una Costituzione che lo prescrive, perché prima di fondare la Repubblica la Costituzione non c'era, la Costituzione viene dopo, e allora teoricamente c'era un vuoto legislativo. A parte la guerra avremmo potuto dire abbiamo le mani legate, il fascismo non lo possiamo superare perché non abbiamo un testo dove c'è scritto che l'Italia è una repubblica. Ora capite bene che questo è un assurdo. L'Italia diventa una repubblica perché qualcuno vuole che sia così. Il testo lo scrive dopo. E allora trovo debole in questo senso il riferimento alla Costituzione come unica possibilità, perché da un punto di vista esistenziale, come diceva qualcuno, l'uomo nasce libero, poi le catene arrivano dopo. Se noi non ricostruiamo alla base dell'identità individuale del soggetto, in quanto siciliano, ma anche in quanto occupante alcuni metri quadri della nostra terra, il diritto a starci e il diritto a non subire qualsiasi tipo di costrizione, non possiamo costruire né il campanilismo del nostro paesello, né il regionalismo, e neanche, per chi lo vuole, il patriottismo nazionale, perché siamo dei soggetti senza identità. E allora, come ha detto giustamente Ginaprelli, arriva Biden ed è lui quello che dà le carte e decide, perché noi non esistiamo. Il subcolonialismo, che anche il professore Costa è stato tra i maggiori divulgatori in Sicilia, a dire guardate che sì, è una colonia di una colonia, ce lo ricordiamo, è esattamente questo, ed è
impossibile costruire qualsiasi lotta politica su una base di subalternità congenita. E questo l'abbiamo visto oggi, lo vediamo alle elezioni, come dice Ginaprelli, ma soprattutto nel momento in cui ci poniamo di fronte a qualcuno che bussa alla nostra porta e dice, cosa inedita fino ad oggi, ti devi vaccinare, oppure non devi uscire di casa, oppure devi andare in giro con la mascherina o qualsiasi altra cosa, noi dovremmo reagire in quanto individui liberi, non in quanto c'è la Costituzione che ci garantisce e questa è italiana. Questo volevo dire in particolare a Francesca. Ma infatti la battaglia, visto anche come l'hanno calpestata sta benedetta Costituzione, o per meglio dire, visto come si presta a questa interpretazione, è chiaro che non si può più fare leva soltanto sulla Costituzione. Io ho fatto soltanto una considerazione in merito a quello che ha detto il nostro amico Salvatore, cioè che noi dobbiamo decidere se vogliamo lo Statuto o la Costituzione. Non possiamo decidere perché facciamo parte di questa Repubblica. Questa Repubblica ha una Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato, noi facciamo parte di questo Stato. Fare leva sui diritti dell'essere umano, in quanto essere umano, con il nostro Statuto è impossibile. Quindi è chiaro che oserei dire che è un opportunismo politico, ma non si può fare, come dici tu, è giusto, non faccio la rivoluzione perché è scritto nella Costituzione, ma è chiaro questo, facciamo leva su quei diritti inalienabili che sono iscritti nei primi 12 articoli della Costituzione, perché quelli per esempio non sono soggetti a riserva di legge, quindi come l'articolo dedicato alla sovranità popolare, quindi come l'articolo dedicato al lavoro, l'articolo che riconosce le minoranze, come quella che si sta creando in questo stato balordo nella Repubblica del virus, anche se a conti fatti credo che non siamo più una minoranza, ma stiamo crescendo di giorno in giorno, quindi stiamo lì, se siamo il 30% su 60 milioni di italiani, no, il 30% no, ma siamo un 20 milioni. Che stanno crescendo sempre di più, il dissenso si vede dappertutto, perché si sono uniti alla protesta dei non vaccinati che non vogliono vaccinarsi, non vogliono avere il Green Pass, si sono uniti i vaccinati che trovano immorale e fuori da ogni logica del diritto presentarsi al lavoro con un Green Pass e soprattutto pagare per avere quel Green Pass. Quindi la Costituzione c'è, non possiamo fare una battaglia. Scusate, si può fare la battaglia in nome della libertà del popolo, ci mancherebbe, però c'è la Costituzione, quella parte di Costituzione che può essere utile alla battaglia, utilizziamola, voglio dire, e sta là, l'hanno scritta, mi sembra anche ingiusto, perché molti dicono che è la più bella del mondo, ed è vero, perché se voi leggete attentamente la Costituzione italiana, effettivamente apre a tutti quelli che sono i vari ambiti della vita di un cittadino, da quella privata a quella pubblica a quella politica. Si parla di welfare, si parla di famiglia, si garantiscono determinati diritti. Il problema è che c'è un despota a Roma che si è arrogato tutti i poteri a sé, complice anche il Parlamento, che, voglio dire, parliamo sempre di quelli della Lega, dei Fratelli d'Italia. Dov'è l'opposizione? Cioè l'opposizione non è più opposizione perché è tutta la larga maggioranza che vota sia il Green Pass, però siccome hanno preso le scopole elettorali, ecco che in Senato poi ti vanno ad affossare il DDL Zan. Vedi che cosa sta succedendo? Siccome le scopole elettorali sono state importanti, perché hanno visto che più del 50% degli italiani non è andato a votare per le amministrative, è chiaro che questi si stanno mettendo paura che perdono il posto e la poltrona là a Roma. Quindi, ritornando alla discussione, la lotta la facciamo per liberarci noi. Abbiamo bisogno di qualcosa. È come quando vai in chiesa e hai la Bibbia e leggi la Bibbia. Vai a fare la guerra e allora fai leva sulla Costituzione, perché questa non è una guerra con le armi, con le pistole che vai lì e spari a qualcuno. Questa è una guerra psicologica, questa è una guerra batteriologica, questa è una guerra alla libertà. Quindi se proprio devo fare la guerra e ho un testo su cui affidarmi su quella cosa, perché non dovrei utilizzarla? Non trovo la cosa
così sbagliata, penso, allora, per quanto mi riguarda. Salvatore. Sì, io l'elogio di Francesca alla Costituzione. Perdonami Francesca, ma io quando le cose le devo dire, le devo dire. Cioè ti pone fuori contesto di quel sicilianismo dove tu in questo momento sei. Non so se è passato il messaggio. Cioè non vuoi e non possono i sicilianisti additare la Costituzione, i 12 articoli, cioè tutto va bene, e poi pretendere, tu dicevi la nostra libertà, non lo so, cioè, cozza, sono discorsi che si scontrano. E allora questo gruppo sicilianista, eccetera, o dice apertamente che si è autonomisti, chapeau, e allora ha un senso parlare di Costituzione, il nostro statuto è dentro la Costituzione e quindi potrebbe essere ed è un discorso logico, ma se lì in mezzo ci sono persone che si dichiarano indipendentisti e poi vabbè ci sono alcuni che poi nel 2017 hanno votato per diventare bellissima, che io ancora sto aspettando l'estetista che la faccia diventare bellissima st'isola. Cioè non ha senso. Cioè allora se io fossi indipendentista non posso andare d'accordo con un autonomista, non posso dire la Costituzione è la più bella, ci sarei un Benigni. Cioè sono discorsi un pochettino magari duri, ma se il professore Costa, Ciro Lomonte e altri che parlano di indipendentisti, eccetera, e poi Costituzione, non ha senso. Non so se riesco a far passare il mio pensiero. Posso provare io a riassumerla la questione, perché in realtà oltre alla chiarezza delle due posizioni, secondo me c'è anche un passaggio ulteriore che forse la risolve la questione, cioè io dico che non è la Costituzione l'elemento senza il quale un individuo o un popolo o una collettività può fare o non può fare una battaglia, perché la battaglia ha delle ragioni che preesistono da qualsiasi testo di diritto che è una costruzione umana, punto primo. E questo l'abbiamo già detto. Punto secondo, se le cose stanno così, il fattore divisivo che la Costituzione è per il mondo sicilianista, che ha fatto emergere Salvatore, è indiscutibile, perché appunto è un testo sul quale, se bastasse, se fosse il nostro punto di riferimento, non servirebbe neanche lo statuto, perché tutti gli altri cittadini italiani che vivono in regioni che non hanno nessuno statuto particolare stanno bene, hanno la Costituzione, sono i più felici del mondo. A cosa serve lo statuto siciliano? A niente a quel punto. Ma io vorrei dire una cosa che è molto più semplice e che ci toglie forse un po' nel momento presente da questa problematica che sicuramente ha bisogno anche di diverse serenità di contesto che oggi noi non abbiamo. E cioè noi non stiamo parlando di Costituzione, stiamo parlando adesso degli effetti dello stato di emergenza. Allora, lo stato di emergenza è uno stato che poi diventa cosiddetto stato d'eccezione e quindi la messa in mora, in un certo senso, la sospensione della Costituzione. Ora, chi ha deciso di mettere da parte il testo costituzionale per motivi di necessità, non è che l'ha fatto perché gliel'abbiamo detto noi, l'ha fatto perché riteneva che fosse indispensabile vista
la circostanza emergenziale. Quindi non è che va a ritornare sui suoi passi perché noi gli ricordiamo che la Costituzione esiste, lo sapeva benissimo, l'ha messa da parte, però lo stato di emergenza, così come è stato detto con metafora fin dall'inizio di questi 2 anni, siamo in guerra, è un'arma a doppio taglio, perché appunto pone le circostanze, il terreno di azione, di confronto e di sopravvivenza di ciascuno di noi fuori dalla Costituzione. Se tu, soggetto governativo e potere politico, ti poni fuori dalla Costituzione, possiamo farlo tutti. Non è più un vincolo per nessuno. E arrivo, Salvatore, subito. E non essendo un vincolo per nessuno, il ragionamento è facile, vuol dire che è tana libera tutti e quindi nessuno ha più il contratto sociale che lo obbliga ad essere rispettoso e riconoscente, nel senso del riconoscere l'autorità politica che dir si voglia, che abbia la divisa, le mostrine e quello che è il distintivo che sia. Salvatore. No, è questo. Tu che mi stai governando, insomma, prendi le decisioni che sono fuori dalla Costituzione, tu automaticamente mi stai dicendo che non esiste più quella Costituzione. I sicilianisti che si definiscono indipendentisti dovrebbero prendere atto di questo, non c'è più una Costituzione rispettata dallo Stato e per me l'articolo 5 dell'unità della Repubblica non esiste più. Però facendo questo devono avere anche gli attributi di tutte le altre conseguenze. Certo, il testo è un... Francesco, Questo. alla nostra conclusione, ma che in qualche modo deve sempre portare almeno sul piano del ragionamento da qualche parte. Io credo che questo stato di emergenza è ciò con cui noi ci confrontiamo e rispetto al quale mi sento, da sicilianista e da interlocutore dei sicilianisti, di dire a ciascuno di loro: hai capito dov'è il nemico, hai capito dov'è colui che ti comprime, non ti fa lavorare, ti toglie i bisonti da mangiare e anche il terreno dell'orto, per cui possibilmente ci sarà il genocidio nostro semplicemente per stenti. Hai capito dov'è questo nemico, hai capito che bisogna andarci in forze. Si armano le famose triremi dei popoli dell'Attica e poi arrivano i Mirmidoni con Achille e gli altri esponenti, Ulisse da Corfù, che possibilmente a casa loro se ne davano e se ne dicevano di tutti i colori, però siccome bisognava arrivare alla famosa Troia e bisognava arrivarci in numero sufficiente perché il problema nasceva da lì, si piglia, si mettono da parte le differenze e si va. E in questo mi sentirei di dire che appunto i popoli di Sicilia con quelli di Calabria, Puglia, Campania e anche Veneto, Friuli e compagnia bella hanno un nemico comune. Francesca, dicevi, chi ci obbliga a mettere la mascherina sta là. E quindi perché questo dal bellunese al trentino al trapanese non dovrebbe essere il punto di un'azione comune? Avremo modo di parlarne ancora nelle settimane prossime, però questa è una prospettiva sulla quale secondo me le divisioni che giustamente Salvatore Ginaprelli faceva emergere vengono superate, perché l'obiettivo di una caduta del governo nazionale non pone il problema dell'autonomia o dell'indipendenza o di tutto il resto. Certo può porre qualche problema al signor Armao, perché lui probabilmente con noi non ci sarà. Siamo pronti a sopportare questa perdita? Che dite? La perdita di Armao? Sì, che non viene con noi. Ah, guarda. Guarda che scherzo. Non lo so, cioè, voglio dire, tu mi stai dicendo andiamo a combattere, qua c'è il moschetto, vai avanti e ti copre le spalle il beduino, là, il talebano.
Col cavolo che io vado avanti col talebano dietro, no? Bisogna stare Cioè, ma come minimo, no? Niente, cioè. Però volevo dire un'ultima cosa, perché a me mi sa tanto che tutta questa storia del brutto virus, della pandemia, oltre a creare lo spauracchio, è che l'Italia già era c'è posta per te, perché siamo diventati tutto un programma là di litigio, no? Eh, però sta ottenendo degli effetti. Chi ci deve governare ci governa da despota, cioè uscendo fuori dai canoni costituzionali, e l'abbiamo detto, ma anche chi si sta opponendo a questa situazione, scendendo nelle piazze, eccetera, sta solo e semplicemente scendendo in piazza, giustamente, per carità, contro l'obbligo del Green Pass, eccetera, dimenticando che comunque quelli che si sono opposti fuori dalla Costituzione e che ci impongono le cose stanno facendo tutto quello che dovevano fare, cioè la legge 100, la quota 100, cioè la stanno togliendo, altre cose più restrittive, eccetera. Di queste cose però non si scende in piazza. Altra parentesi, e questo qua che ci riguarda più da vicino. È successo l'acqua alta a Venezia, tutti i telegiornali, tutte cose, raccoglie fondi, eccetera. Di queste cose che stanno succedendo in questi giorni, in questi minuti in Sicilia, non stiamo scendendo in piazza a dire il canale di Gronda per quanto riguarda qui la parte etnea, c'è la pulizia dei fiumi, dei torrenti, cioè pretendere proprio una nuova politica del territorio per la messa in sicurezza, cioè del nostro territorio, della Sicilia. No, in questo momento esiste solo e semplicemente il Green Pass, il vaccino e basta. Ho chiuso perché altrimenti. Francesca, a te gli onori delle conclusioni e così. Bah, sarò ripetitiva, però continuo a dire questa che abbiamo intrapreso insieme a questi amici sicilianisti, alcuni perché non sono tutti, è la battaglia per liberarci dal despota che ci dice che dobbiamo tamponarci ogni 48 ore per andare a lavorare, pagare per andare a lavorare, o se no altrimenti ti fai il vaccino perché il vaccino è gratis, quando invece è stato acquistato. Questa non è la battaglia per l'indipendenza della Sicilia, anzi la Sicilia in questo momento si sta ponendo, come già mi è stato dimostrato da altre persone che si trovano fuori regione, e sta facendo da apripista per un'azione corale poi delle altre regioni, cosa che già avevo iniziato a fare qualche mese fa con le regioni a statuto speciale, che poi credo che poi l'impegno sia troppo oneroso, me ne rendo conto perché l'ho vissuto sulla mia pelle, però pensate un po', se la Sicilia fa da apripista e riesce ad avere questa interlocuzione con le istituzioni, riesce ad ottenere le terapie domiciliari e quindi finalmente la liberazione da tutta questa cosa. Guardate che la Sicilia sta facendo un grande lavoro, non io, la Sicilia, il popolo, perché siamo un gruppo molto numeroso, ci sono gli imprenditori, ci sono i medici, c'è la politica, c'è il popolo che nelle piazze ci raggiunge e vuole parlare con noi, quindi io spero che invece sia la Sicilia a fare da apripista per la liberazione di tutta questa situazione. Allora sì, in quel caso che possiamo parlare di Sicilia indipendente. Quindi io non penso di tradire né i sicilianisti, né gli autonomisti, né gli indipendentisti. Intanto liberiamoci da questa situazione. Per quanto riguarda le cause tutto quello che è successo per il maltempo, ha ragione Gina Prelli. È vergognoso quando ci sono i due pesi e le due misure. Se si allaga Venezia, allora siamo tutti, dobbiamo essere tutti lì a soccorrere Venezia, quando invece succede qua in Sicilia se ne strafregano tutti.
Evidentemente la Sicilia deve sempre rimboccarsi le maniche da sola, deve dimostrare quanto vale, quanto è forte, perché sa perfettamente che non può contare per gli aiuti dal governo nazionale, perché giustamente è tutto proteso agli aiuti al nord Italia. Mentre poi quando si tratta di aiutare a noi c'è il braccino corto perché noi siamo i siciliani, quindi così. Questa è una cosa che bisogna far notare sempre e comunque. Però c'è da dire un'altra cosa. Il signor Musumeci, che è stato eletto e all'interno ai suoi autonomisti sicilianisti, o il signor Armao che io ho conosciuto circa un anno fa, dove vanno? In questo momento in cui c'è la Sicilia orientale che sta piangendo ed è sott'acqua, il signor Armao che cosa fa? Cosa pensa di fare per aiutare la Sicilia? Pensa di prendere un aereo, andare a Roma, parlare con il Consiglio dei Ministri? Il signor Musumeci, che per statuto ha la facoltà di ricoprire la carica di ministro in seno al Consiglio dei Ministri, quindi c'è chi ha delle vere responsabilità perché noi non abbiamo determinate, ci sono delle responsabilità, sono quelle responsabilità di quei signori che sono seduti lì da 5 anni, e quelli prima di lui e quelli ancora prima dell'altro. Ragazzi, facciamo una cosa alla volta. Capisco che ci sono tanti problemi, che gli agricoltori sono in ginocchio, che le strade sono allagate, che ci sono i danni, però non esistiamo solo noi, esistono altre forze politiche. Però poi io li voglio vedere, è un po' come il vicepresidente dell'Ars, no? Che era così dispiaciuta, la signora Foti era dispiaciuta perché aveva passato il DDL Zan, e io gli ho detto, invece a me mi dispiace tantissimo ogni 48 ore andare a fare un tampone, perché devo pagare per andare a lavorare, me ne ricorderò alla prossima campagna elettorale, cioè io mi prenderò questa briga di ricordare a tutti, qualora lei si sponsorizzasse lei personalmente, cioè la signora Foti, o sponsorizzasse qualcuno dei suoi, vorrò essere così gentile di ricordargli sempre che era così afflitta perché c'è il DDL Zan non è passato, che per carità poteva essere anche una legge di civiltà come dicono tutti. Io sinceramente non ho letto il testo, io mi affido alla legge perché non penso che ci debba essere discriminazione all'interno di una discriminazione. Io mi affido alla legge, ci sono delle leggi che dicono che non bisogna discriminare, che non bisogna uccidere qualsiasi esso, chiunque sia, se sia uomo, donna, se sia omosessuale, se sia bello, brutto, se sia disabile. Questa è, ritornando al discorso della Costituzione. Quindi andare a fare una legge contro la discriminazione, un'ulteriore legge contro la discriminazione, insomma, la vedo dura in questo paese andare avanti a via di queste iniziative legislative. E quindi ricorderò a tutti gli amici della signora Foti, così come a tutti gli amici del signor Musumeci e di tutto, cosa hanno fatto durante tutta questa pandemia, e che erano così, soprattutto la Foti era così preoccupata perché non gli era passato il DDL Zan. Quindi siamo un pugno di incivili in questo paese. Ma tu guarda, però io devo pagare 100 euro a ogni 12 tamponi perché devo dimostrare che non ho nessuna malattia. E guardate, è una cosa veramente impensabile, inaudita. Più che altro per dimostrare... Ringrazio la signora Foti. No, scusami, ringrazio la signora Foti per questa perla di democrazia e di questa lezione di diritti civili. Vi ringrazio davvero. Il paese aveva bisogno di questo. Anche la Sicilia aveva bisogno di questa grande lezione di dignità e di civiltà. Dico, più che altro devi dimostrare di non avere una malattia, non nessuna, perché tutte le altre non sono un problema. Quindi se noi effettivamente avevamo paura per la nostra salute, non dovevamo fare un tampone ma 100 al giorno, perché a seconda dei vari ceppi sanitari, diciamo, di malattie varie. Ma in ogni caso noi purtroppo ogni settimana appunto poi passa del tempo e avremo modo nella prossima occasione di vedere che cosa si è costruito nel frattempo rispetto alla prospettiva del superamento dello stato di emergenza, che in qualche modo come forza d'urto in un certo senso si sta coagulando in un appuntamento nazionale, che per ora ne diciamo soltanto la data, che sarà il 20 di novembre. Chi nel frattempo in questi 7 giorni vuole saperne di più
cerchi in rete e troverà informazioni, collegamenti del comitato che ne sta curando l'organizzazione. Tra una settimana ci rivediamo e vediamo a che punto siamo con questa, come con le altre iniziative, e come si dice, chi arriva prima e chi ottiene più risultati avrà la palma del vincitore e la nostra riconoscenza, è ovvio. Ma forse sono strade che appunto meritano di essere portate avanti tutte quante, con la giusta prospettiva, ma anche le forze che sono necessarie. Signori, ci ho detto, oggi il bar chiude e noi ci rivediamo alla prossima occasione. Un saluto a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai e poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar. O forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai.